Sfida tutta veneta alla Belbotea Arena con il team Giorgione, secondo della classe, che riceve la visita della matricola, ma poco matricola, Futsal Marco Polo. Stefano Testoni con le immagini di Futsal Veneto TV a raccontarvi 40 minuti di fuoco con in palio 3 punti pesantissimi per le zone nobili del girone B della Serie B. Si accendono le luci a Belbotea Arena, schierati in campo i ragazzi team Giorgione, completo nero per gli uomini di mister Alemao, portiere in azzurro invece completo fucsia per la formazione veneziana del presidente Martone, con i 2 portieri in maglia bianca. A dirigere l'incontro il signor Babarali di Merano, coadiuvato da Tommaso Maria Leonardi di Estone di Milano, al crono Arsian Busci di Rovereto. Di partenza per mister Muffato con Scarpa appostato qui in tribuna. Primo movimento palla, c'è quarto con 14 punti, intanto la puntata Giorgione a causa di un infortunio Guidolin per Leo Senna che spara in 2 tempi. Senna per Guidolin, Guidolin si gira, va a sparare un mancino, è ospite della Tesina, qui la puntata, velocità Bertiato, vince anche un rimpallo, ancora Bertiato, il pallone in mezzo per Furlanetto, per Tilal Ayub che va sul fondo in mezzo, un pallone per Guidolin, spazio per calciare, palla per Guidolin che prova a prendersi lo spazio, calcia di potenza, poi il 4 del team Giorgione, ancora Marco Polo, pallone in mezzo, il vantaggio del Marco Polo, sfugge in mezzo ad una difesa distratta sul fallo laterale. Il giocatore del Marco Polo che trova il vantaggio, però aveva dato il vantaggio e qui probabilmente si è dimenticato. Attenzione a Vecchione, il tiro di mister Alemao, palla per Leo Senna che va sul fondo, il pallone in mezzo, ancora Tilal Ayub, la sponda per Guidolin, Leo Senna che cambia lato verso Guidolin con il petto, Guidolin mette giù il pallone, stringi i denti, palla per Guidolin, il tiro lungo con Tilal Ayub, il pallone che resta lì, bravo Bastini, quasi un muro da pallavolista, davvero lunga, lo sta dimostrando con i numerosi cambi, palla in mezzo, il raddoppio fulmineo di Nicolas Bertiato sulla sponda, mi pare di Nicolò Estratti, arriva come un fulmine il numero 9 del Marco Polo, va in velocità Stefani, solo l'esterno della rete, Bagni, il pallone resta lì, salvato da Stefani si prende il sinistro, 4, rinvio lungo direttamente dalle mani di Bastini, il pallone che resta lì, ancora il pallone resta lì e poi Stefani, non c'è la distanza, si gioca comunque il gol, il tris ancora su palla in attivo, questa volta lo firma Igor Del Piero, giocata perfetta quella del Marco Polo che sfrutta ogni palla inattiva, a Guidolin, palla per Senna, il tiro Del Piero, la palla sul secondo palo, ancora da giocare, 3-0 avanti il Marco Polo, palla per Vecchione, il tiro, la risposta, la finta, Leo Senna, il tiro ancora, il tiro, attenzione Bertiato, 4-0 Marco Polo, terzo gol su palla inattiva, la difesa del Giorgione non funziona, su palla inattiva non funziona, il quarto gol, la doppietta personale di Nicolas Bertiato, il terzo gol su palla inattiva, Polo perfetto, Leo Senna, il tiro, la risposta a terra ma senza il fallo, un 3 contro 2 per la formazione ospite che trova il 5-0 di Simone Azzalin, un 5-0 pazzesco, 12 minuti 49 secondi e adesso con una squadra così è gran difficile poter recuperare. Stefani prolunga per De Genere che si gira, il pallone non è entrato secondo il direttore di gara che era ben posizionato sulla riga di porta, punta Mufadali, il tiro, il palo, la telefonata per Baratella che calcia da casa sua, 2 del Marco Polo avanti, Igor Del Piero recupera il pallone, serve per Furlanetto che apre il secondo tempo con il gol che vale il momentaneo set del Marco Polo, 6-0 firmato da Diego Furlanetto che sale a quota 4, Guidolin per Vecchione, va via Vecchione, il tiro e la risposta di Baratella, ancora palla con Stefani per Guidolin e ancora Baratella
Baratella, super! Tilal Ayub per il destro di Guidolin, il pallone che resta ancora lì, Tilal Ayub, c'è il gol che riapre la partita, un gol fortunoso, 6,59, il primo sigillo di Tilal Ayub del Giorgione per Guidolin che dice ancora no Baratella, palla avanti per Guidolin verso Leo Senna che calcia un sinistro da parte all'altra che entra in rete per il -4, poi il sorriso, avanza, lascia lo spazio coperto e Stratti che va a mettere dentro il pallone del 7-2. Leo Senna va via sulla corsia, il pallone in mezzo che va praticamente a sbattere, non so se addosso a Guidolin o addosso a Zanin. Terzo gol comunque della formazione Team Giorgione a 2,53, ancora da giocare. Stini, vediamo se salirà sull'ottovolante il Marco Polo, Estratti il tiro ed è ottovolante Marco Polo, sale sulla giostra la formazione veneziana del presidente Martone e finisce qui con la sirena che decreta la fine. È una grandissima vittoria che merita l'applauso di tutto il pubblico perché il Marco Polo ha dimostrato di essere una grande squadra nel girone B cadetto. In casa Team Giorgione bisogna resettare subito tutto quanto e mettere in archivio questa brutta sconfitta, pensare alla prossima per risollevare più il morale perché la classifica adesso vede il Bissuola scappare via, ma è ancora molto lunga. L'applauso per i 22 che sono scesi in campo, non proprio tutti perché i due portieri di riserva non si sono visti. Stefano Testoni vi ringrazia per aver assistito alla partita, speriamo nulla di grave per Vecchione che zoppicante va a salutare gli avversari. L'appuntamento per il 20 dicembre qui live alla Belbotea Arena per l'ultima sfida del girone di andata sarà derby tra Team Giorgione e Futsal Giorgione. Stefano Testoni ringrazia Michele Di Giambattista alla regia, Sam alle riprese, Futsal Veneto TV vi augura una buona serata.